L'edificio si trova a Monselice, in prossimità della rotatoria per la frazione di San Bortolo, sulla destra andando verso Rovigo, ai margini della zona industriale. Sul retro della costruzione c'è una stradina, via Cassandri, ora abbandonata, però ben evidenziata nel catasto austriaco del 1845. La costruzione risale ai primi decenni del XVII secolo. All'esterno si presenta come una bella casa padronale più che una villa, affiancata da una grande barchessa. Fino al XX secolo, nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare, veniva individuata come Cassandri, probabilmente la famiglia a cui apparteneva fin dall'origine, e che già alla fine del XIX secolo, per lascito, entrò a far parte delle proprietà dell'ospedale civile di Monselice, assieme a un cospicuo numero di campi. Sempre in quest'epoca, l'ospedale di Monselice l'ha concesso in affitto alla famiglia Turetta, che negli anni '20 del secolo scorso si distinse con l'associazione agraria nel contrastare duramente le rivendicazioni salariali dei lavoratori della campagna. I probabili costruttori della residenza, i Sandri, risultano essere presenti in Monselice già nel XVI secolo e figurano esercitare l'attività notarile nei documenti monselicensi del XVII-XVIII secolo. All'interno la casa presenta la classica disposizione dei locali tipica veneta, con al piano terra grande sala d'ingresso e 2 stanze laterali per lato, impostazione che si ripete al piano superiore. Sul tetto si vede un abbaino per arieggiare la soffitta, ma considerata la sua approssimazione costruttiva ha tutto il carattere di un brutto intervento fatto in tempi relativamente recenti. La villa presenta comunque degli elementi di pregio, come il portale d'ingresso con mascherone in chiave di volta, sormontato da un balcone con poggiolino in trachite dei colli. Il balcone, però, è il ridimensionamento di una precedente porta con mascherone in chiave di volta, che si intravede sotto il cornicione. All'interno, come si evince dalla foto, si nota la scala a 2 rampe con volte a crociera per accedere al primo piano. Nella sala del piano superiore si può osservare un soffitto a volta. Gli stipiti delle porte sono evidenziati e soprastanti alle porte ci sono delle belle decorazioni a stucco. Anche sopra la porta di accesso al piano superiore si trova un mascherone in chiave di volta. Sulla facciata a mezzogiorno sono presenti 2 cammini sporgenti, uno per lato. Nel 1983 il cortile sembrava pavimentato in trachite dei colli. Sul lato sinistro dell'edificio è presente una grande barchessa, pure riconducibile al XVII secolo, ora parzialmente crollata. Nei primi anni '80 del secolo scorso, la famiglia Turetta riferiva che sul posto erano stati rinvenuti dei reperti archeologici. Nel 1972 l'ospedale civile di Monselice vendette casa e campi al comune di Monselice e successivamente gli immobili entrarono nella disponibilità del Consorzio di Sviluppo Industriale Sette Chiese. Il complesso risulta tutelato dalla Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici e in questi ultimi tempi è stato messo all'asta.